Parla la mamma dei ragazzini di 14 e 9 anni che si sono trovati faccia a faccia con i ladri in casa a Susegana. La figlia maggiore è riuscita a metterli in fuga, ma il trauma è forte. Non c'è pace in via Longhina San Cipriano di Roncade. Nel tardo pomeriggio di ieri i ladri sono tornati a colpire in un casolare. I loro movimenti sono stati seguiti dai padroni di casa attraverso le telecamere interne. Tragico schianto nel tardo pomeriggio lungo una rotatoria a San Polo di Piave. L'auto guidata da una 77enne finisce contro un camion. Nulla da fare per l'anziana conducente. Grave infortunio in un'azienda agricola di Mota di Livenza. 61enne operaio resta incastrato con il braccio in una pressa per l'imballaggio, la mano amputata. Ragazzi sul tetto della palestra Ponte della Priula, scatta l'allarme, un gioco pericoloso, incontreremo loro, i genitori dicono dal comune. Braccialetto elettronico per un 47enne di Vedelago che si è introdotto nell'abitazione della sua ex utilizzando una copia delle chiavi fatta di nascosto. Aveva anche minacciato di diffondere video intimi della donna. Esplode il fenomeno del trading online come una dipendenza da gioco d'azzardo patologico. 15 trevigiani in cura nel 2025, nel 2023 era soltanto uno. Nel 2026 le sagre rischiano di fermarsi con il nuovo regime fiscale. Le Pro Loco temono più tasse, chiedono correttivi al governo. Umpli lancia l'allarme. La copia della fiaccola olimpica scompare dalla mensa degli atleti a Cortina. La polizia la ritrova dopo alcune ore nelle sale di una delegazione, un gesto goliardico di alcuni atleti che si sono scusati. A Treviso e nella Marca trevigiana San Valentino passa anche per le tavole dei ristoranti sold out per la ricorrenza romantica. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Ancora una volta la piaga dei furti in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché parla la mamma dei ragazzini di 14 e 9 anni che si sono trovati faccia a faccia con i ladri nella loro abitazione di Susegana. La figlia maggiore è riuscita a metterli in fuga, ma il trauma è forte. Ai nostri microfoni parla per l'appunto la mamma, la signora Lorenza Putrino, che è la farmacista del paese. I miei figli sono stati bravissimi, ma c'è tanta rabbia e adesso non dormono la notte. Impauriti, non si muovono più in autonomia da una stanza all'altra, di casa loro. La notte diventa complicata addormentarsi. Il piccolo ha gli incubi. Stanotte durante la nottata l'ho sentito urlare andate via, quindi vuol dire che lui ci pensa e ripensa. Racconta lo stato d'animo dei figli Lorenza Putrino, mamma della ragazza di 14 anni e del bimbo di 9 che nel primo pomeriggio di mercoledì si sono trovati faccia a faccia con i ladri dentro casa. Non sono nemmeno le 15 in via Zanchetta, Susegana, quando almeno 2 soggetti entrano nella proprietà, prima scavalcando il cancelletto principale, poi forzando la porta sul retro. Da qui l'irruzione in cucina. Fratello e sorella sono sempre al piano terra, si trovano a pochi metri in soggiorno. Con loro c'è il cagnolino Oliver. Una volta entrati dentro, il cane ha iniziato ad abbaiare e i ragazzi si sono avvicinati e la grande, la maggiore, di 14 anni, ha avuto la prontezza e la freddezza di guardarlo dritto negli occhi e in questo modo sono scappati. Ora, esattamente cosa sia passata nella testa di sti delinquenti non lo so, però sono scappati per fortuna. E poi ha allertato immediatamente il 112. I delinquenti se ne vanno in macchina, forse un'auto bianca di grossa cilindrata, non si sa se ad attenderli ci sia un terzo soggetto. La cosa brutta è che alle 2:30 del pomeriggio questi sono entrati col passamontagno vestite di nero, senza problemi, senza farsi pudori di nessun tipo, e quindi sì, insomma, è stato una brutta mezz'ora. Forse la famiglia veniva spiata da tempo e i delinquenti pensavano di non trovare nessuno in casa. La stessa Lorenza, farmacista susegana, era uscita da poco per recarsi a un funerale nella zona di Breda. È qui che la raggiunge la telefonata della figlia. Mi è crollato il mondo e sono ovviamente tornata subito a casa. Mi è sembrato il viaggio più lungo che avessi mai fatto nella mia vita. Sa cosa che mi fa arrabbiare tanto? Che non si può fare nulla. Anche venissero presi, catturati, anche i carabinieri hanno le mani legate. E questo fa rabbia perché gli dà
l'autorità di pensare che possono fare quel che vogliono, perché tanto sono liberi. Amarezza, delusione, ma anche gratitudine, con Lorenza che ringrazia sia i carabinieri intervenuti immediatamente che i vicini di casa, anche loro allertati dalla donna nel viaggio di rientro. È stata un'esperienza veramente dura per i miei ragazzi, ma sono stati bravissimi. Hanno avuto coraggio. Molto, moltissimo, sono molto fiera di loro. E non c'è pace nemmeno a Roncade, di nuovo i ladri hanno messo nel mirino la zona di San Cipriano, in particolare via Longhin. Nel tardo pomeriggio di ieri i delinquenti sono tornati a colpire in un'abitazione. I loro movimenti sono stati seguiti dai padroni di casa attraverso le telecamere interne. San Cipriano di Roncade, la strada presa di mira per l'ennesima volta dai ladri è sempre la stessa, via Longhin. Eccoli i malviventi in azione, riprese dalle telecamere interne di un casolare. L'orario segna le 18:33. Nel primo video si vede uno dei due scavalcare una finestra dopo aver rotto il chiavistello del balcone e aver forzato l'infisso. Nell'inquadratura entra una seconda persona, entrambi hanno in mano una torcia. Mentre uno gira tra le stanze del primo piano, l'altro apre i cassetti dei mobili nella sala da pranzo. Passano diversi minuti, i banditi travisati ricompaiono ripresi da un'altra telecamera installata sulle scale. Il primo a salire tiene una seconda torcia in bocca, dietro di lui il complice che nell'affrontare i gradini scivola a causa delle scarpe infangate. Mentre la coppia è in azione, a seguire i suoi movimenti i padroni di casa usciti appena un quarto d'ora prima che l'allarme entrasse in azione segnalando l'effrazione. Potrebbe essere stato proprio questo a mettere in fuga i due, come si vede nelle immagini mentre velocemente scendono le scale per scappare. Le telecamere sono partite in concomitanza con lo scatto dell'allarme e abbiamo potuto appunto vedere che effettivamente c'era qualcuno all'interno. E l'allarme li ha messi in fuga. Sì, esatto, infatti sono stati pochissimo, proprio sia perché non hanno trovato nulla probabilmente, perché non abbiamo nulla, sia perché appunto c'era l'allarme che continuava a suonare. A quel punto Martina chiama i carabinieri che in pochi minuti arrivano sul posto, ma dei due banditi non c'è più traccia. Gli spostamenti dei malviventi erano già stati notati dai vicini. Siamo stati appunto contattati anche da dei vicini per dirci che avevano visto delle torce appunto nella nostra proprietà e insomma però c'erano già i carabinieri quando purtroppo ci avevano chiamato insomma per avvertirci. Dopo il colpo nell'abitazione di Martina i due sono stati visti allontanarsi e come segnalato anche sulla pagina Facebook di Furti in Corso scavalcare i cancelli di altre abitazioni. Anche i carabinieri ci hanno informato che in altre abitazioni qui vicino, sempre in via Longhin, sono stati avvistati sempre, immagino, le stesse due persone. Un incubo senza fine per i residenti di via Longhin che da tempo si sono dotati di luci con sensori di movimento, sistemi d'allarme, telecamere che, come nel caso di Martina, hanno permesso di evitare che i ladri portassero a termine il loro piano. Tragedia della strada nel pomeriggio a San Polo di Piave, scontro frontale tra un camion e un'auto, a perdere la vita una 77enne del posto che si trovava al volante della vettura. Possibile che l'anziana sia stata colta da malore prima dell'impatto. Un botto, così lo descrivono alcuni residenti di via Ormelle usciti in strada intorno alle 17 dopo lo schianto che ha visto coinvolti un camion e un'auto. Tutto succede in pochi istanti. La Fiat Panda, condotta da Regina Buora, 77 anni, di San Polo, sta percorrendo la provinciale 34 da Ormelle. All'altezza della rotatoria di via Romana, a pochi passi dal consorzio agrario, lo scontro frontale contro il mezzo pesante di una ditta di autotrasporti conto terzi di San Stino di Livenza che viaggia nella direzione opposta. Sui due veicoli evidenti i segni del violentissimo urto. Immediato sul posto l'arrivo dei vigili del fuoco di Conegliano e Mota e dei sanitari del SOM di Oderzo che hanno soccorso l'anziana, ma nonostante i tentativi di rianimarla, per la pensionata non c'era più nulla da fare. Illeso ma sotto shock il conducente del camion, 45 anni, di origini rumene, da 23, dipendente dell'azienda veneziana. L'uomo, che stava rientrando dopo alcune consegne, ha raccontato che era praticamente fermo quando ha visto l'appunto venire contro il suo mezzo. I rilievi affidati ai carabinieri di San Polo spetterà loro ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Tra le ipotesi quella che la vittima possa essere stata accolta da malore, perdendo così il controllo dell'utilitaria. Dalle prime ricostruzioni appunto sembra che si tratti appunto di una non di una distrazione o altro, ma di una situazione fortuita che ha purtroppo causato poi
questo incidente. Vedova da alcuni anni, Regina Buora era molto conosciuta e apprezzata a San Polo per il suo impegno nel mondo del volontariato e delle Pro Loco di cui faceva parte. Era una signora che era molto attiva anche con la Pro Loco del paese, collaborava anche in cucina direttamente, quindi si è sempre data da fare per la comunità. In via Ormelle è arrivata anche la figlia di Regina Buora insieme ad alcuni familiari stravolti dalla tragedia. Va a loro il pensiero del sindaco. A nome mio e di tutta l'amministrazione porgo il più profondo cordoglio per la scomparsa appunto della signora, a tutta la famiglia. Questo il racconto di Francesca Bozza con le immagini di Tommaso Migot. A Motta di Livenza invece questa mattina un gravissimo infortunio sul lavoro. Un uomo, un 61enne di origini indiane, ha perso la mano destra mentre stava lavorando su una pressa. L'incidente in un'azienda agricola, le indagini in corso da parte dello Spisal. I tecnici dello Spisal sono rimasti all'interno di questa azienda per quasi tutto il giorno con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente che per poco non è costato la vita a un operaio 61enne di origini indiane ma residente da tempo in zona che stava lavorando su un macchinario agricolo usato per l'imballaggio, una pressa. Sono le 10:13 del mattino quando i colleghi dell'uomo lanciano l'allarme. Siamo in via Redigole Vecchia, la Mushroom, ditta specializzata nella coltivazione di funghi a Motta di Livenza. Sembra da una prima ricostruzione che il 61enne stesse tentando di risolvere in maniera autonoma l'inceppamento del macchinario quando qualcosa non è andato per il verso giusto, con la mano destra dell'uomo che è stata letteralmente tranciata all'altezza del polso. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118 che portano l'uomo in elicottero al Cafoncello. La situazione è grave, la menomazione forse irreparabile, ma è fuori pericolo di vita. A supportare i paramedici nelle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, i carabinieri della stazione locale e chiaramente i tecnici del nucleo Spisal dell'ULS 2. Alzano la guardia i sindacati, la CGIL in particolare ricorda come l'anno sia già partito nel peggiore dei modi sia sul fronte dei morti che degli infortuni. Bisogna anche capire che quando succedono questi infortuni di una certa gravità ci possono essere delle menomazioni che portano le persone ad avere dei disagi sociali e dei disagi civili e spesso devono anche cambiare le loro abitudini quotidiane e le loro abitudini familiari. Da qui l'importanza di promuovere la cultura della prevenzione, concetto ribadito anche dalla CISL con il segretario di Treviso Belluno Francesco Ru. Intanto a Motta di Livenza le indagini proseguono per chiarire responsabilità e rispetto delle procedure. Dall'ospedale di Treviso, dopo le foto sui social, il primo messaggio video di Lindsey Vonn. Dopo l'infortunio alle Olimpiadi, l'infortunio shock a Cortina di domenica scorsa durante la discesa, Vonn rinnova il suo grazie all'amore dei fan e ai medici del Cafoncello che la stanno curando. Questo il video che è stato diffuso poco fa sui social e che ha fatto ovviamente il giro del mondo. Vonn è una vera e propria leggenda vivente. La vostra vicinanza mi sta aiutando molto, dice Vonn, che ha annunciato tra l'altro un nuovo intervento chirurgico per domani. Tra l'altro sui media internazionali, Eurosport e quant'altro, ha parlato anche il primario di ortopedia dell'ospedale di Treviso, Stefano Zanarella, che ha descritto Vonn come una paziente esemplare. Abbiamo fatto il nostro dovere senza farci condizionare, quindi gli occhi del mondo, dei fan e non solo, sono puntati, continuano a essere puntati sul Cafoncello. Ritorniamo alla cronaca dal territorio, andiamo a Ponte della Priula, dove dei ragazzi sono saliti pericolosamente sul tetto della palestra. Un gioco pericoloso, lo definisce per l'appunto l'assessore comunale alla protezione civile Alessandro Pettenò. Il comune chiaramente non esclude di incontrare i genitori. Era un gioco pericoloso. Era un gioco pericoloso, era una stupidaggine, ripeto, una bravata che non vorremmo si ripetesse per l'incomunità dei ragazzi che probabilmente non si rendono conto di quello che fanno, ma in un attimo potrebbero cambiare radicalmente la propria vita, in peggio. Infatti qual è stata la loro giustificazione di nell'immediato? Niente, un giro, una passeggiata sul tetto della palestra.
Di fronte agli agenti della polizia locale hanno tentato di minimizzare, ma hanno rischiato parecchio i 4 ragazzi che sono saliti sulla copertura della palestra di Via Volta a Ponte della Priula, tutti minorenni che evidentemente non sapevano come impiegare il loro tempo. L'allerta è partita alle 16:30 nelle chat di controllo del vicinato. Dei ragazzini sul tetto della palestra, l'avviso appunto tempestivo, veloce, ci ha permesso di contattare la polizia locale che in un attimo è arrivata ed è riuscita sostanzialmente ad identificare i ragazzi, adolescenti, minorenni e niente, in vena di fare bravate che però sono assolutamente pericolose. I ragazzi si sono avventurati sul tetto dopo aver percorso le scale di sicurezza che però sono interdette dall'esterno, anche perché in passato si erano registrati fatti analoghi con dei giovanissimi che avevano diffuso le loro gesta via social. E a questo punto come vi muoverete? Come comune è ipotizzabile una sanzione, una multa o che altro? No, personalmente non sono le sanzioni la cosa che ci interessano, ma sarebbe bello che giocando magari insieme alle famiglie si riuscisse a fare capire a questi ragazzi e ai loro amici che bravate del genere non devono assolutamente essere ripetute. Quindi immagino ci sarà un incontro privato con le famiglie ipotizzabile da parte sua, da parte del sindaco? Sì, è ipotizzabile sicuramente un incontro con le famiglie, il comune ha le porte sempre aperte per cercare di risolvere situazioni del genere che sono semplicissime, basta un po' di collaborazione e un po' di buon senso. Braccialetto elettronico per una 47enne di Vedelago che si è introdotto nell'abitazione della sua ex utilizzando una copia delle chiavi fatta di nascosto. Aveva anche minacciato di diffondere video intimi della donna. Aveva di nascosto fatto una copia delle chiavi di casa della sua ex compagna. Con questo duplicato martedì pomeriggio si è introdotto nell'abitazione a Vedelago della 50enne, già vittima di maltrattamenti da parte dell'uomo 47 anni, denunciato per questo motivo appena il giorno prima. La donna in casa, in quel momento terrorizzata, ha chiamato un amico che a sua volta ha segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri. Tempestivo l'intervento dei militari che si trovavano già nei pressi dell'abitazione impegnati in un mirato servizio di vigilanza disposto a tutela della 50enne. L'uomo è stato bloccato prima che potesse avvicinarsi all'ex convivente ed è stato arrestato per violazione di domicilio e atti persecutori. I successivi accertamenti hanno portato alla luce come il 47enne prima di questo episodio avesse minacciato la vittima di diffondere sue foto intime. Per questo è stato anche denunciato per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il suo telefono è stato posto sotto sequestro, lui stesso ha infatti ammesso di conservare nel cellulare le immagini oggetto delle minacce. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, nel corso dell'udienza la misura è stata convalidata, applicato anche il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento all'ex. I carabinieri di Treviso lo hanno fermato sul terraglio durante un controllo, trovandogli addosso e nell'auto un campionario di stupefacenti, 141 pasticche di anfetamina, 61 grammi di marijuana, 4 grammi e mezzo di cocaina e quasi 100 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di quasi 3.000 euro, guadagno dello spaccio. Lui è un 32enne dominicano residente a Treviso che ha tentato di ingoiare la droga, bloccato dai militari che lo hanno poi arrestato, così dunque sul terraglio. Esplode il fenomeno del trading online come una dipendenza da gioco d'azzardo patologico. 15 trevigiani in cura nel 2025, nel 2023 era soltanto uno. Devo ringraziare tutti i miei collaboratori, in particolare la dottoressa D'Incecco, perché stiamo affrontando come azienda numero 2 il Dipartimento delle Dipendenze anche purtroppo un'altra cosa importante che riguarda il gioco d'azzardo e quindi la dipendenza dal gioco d'azzardo, il trading online. Se nel 2023 si registrava un solo caso di trading compulsivo, oggi nei distretti di Treviso, Asolo e Conegliano le situazioni gestite sono circa 15. A 8 anni dall'avvio dei piani regionali di contrasto al gioco d'azzardo, il fenomeno è mutato. Al gioco d'azzardo si sono affiancati il gaming disorder e il trading online. In totale, nel 2025 sono stati 228 gli utenti presi in carico per problemi connessi al gioco patologico, con percorsi di ascolto e sostegno dedicati. Durante il convegno a Castelfranco sono emerse anche le storie di Marco e Alessio. Il primo ha 38 anni, un lavoro stabile, ma il desiderio di un profitto extra lo ha trascinato nel vortice del trading online, togliendogli il sonno e la serenità familiare.
Alessio, di anni ne ha 24, è uno studente e quello che era iniziato come un gioco sulle app di scommesse lo ha portato a isolarsi da amici e università. Le loro non sono storie isolate, ma i nuovi volti delle dipendenze comportamentali. Anche il trading è un gioco d'azzardo di fatti, anche se è finanziario, poi le persone purtroppo perdono capitali. Allora dobbiamo sempre più sensibilizzare la popolazione e le persone affinché evitino anche questo rischio. Non è solo il gratta e vinci, non solo i giochi online, ma questo è molto pericoloso perché si maschera come una cosa finanziaria, quindi io investo in azioni, investo in qualcosa, però alla fine il risultato è che ogni volta il cittadino in questi giochi ci perde e perde tanti soldi. Oggi la tendenza è quella di dedicarsi in modo incontrollato alle transazioni di natura finanziaria. Tra azioni e criptovalute è facile entrare nella spirale negativa della possibilità dei facili guadagni, offerta anche dal moltiplicarsi delle piattaforme promosse sui social, non tutte legali. Alle prime perdite si continua ad investire per cercare una compensazione, cadendo in una trappola dalla quale è difficile uscire. Ma altrettanto grave è la trappola contraria, quella della vincita, perché ci si illude che il trend possa continuare all'infinito. Il fronte della politica della pubblica amministrazione, mancata approvazione della delibera di decadenza, il prefetto di Treviso ha richiamato il comune di Castelfranco Veneto sulla procedura relativa all'incompatibilità del sindaco Stefano Marcone, eletto in Consiglio regionale, sottolineando la necessità che il Consiglio comunale intervenga per risolvere la situazione rimasta aperta dopo il pareggio del voto nella seduta di martedì scorso. A fronte della mancata rimozione dell'incompatibilità da parte del sindaco, il Consiglio Comunale non ha infatti approvato la delibera di decadenza, determinando il protrarsi di una situazione che avrebbe già dovuto concludersi. In questo contesto il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Di Donè ha convocato per mercoledì prossimo, 18 febbraio, una nuova seduta con un unico punto all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni iniziali, la votazione per l'appunto sulla decadenza del sindaco, quindi la strigliata prefettizia a Castelfranco Veneto, al comune di Castelfranco Veneto. E c'è un allarme specifico, chiaro, preciso, che parte dalle Proloco e riguarda la nuova fiscalità per il terzo settore che rischia di azzoppare le sagre, cancellarle, le sagre e le feste paesane storiche. È come un macigno sulle spalle dei volontari che si dedicano a queste attività e vengono considerati alla fine come un'impresa qualsiasi. La nuova disciplina fiscale per il terzo settore, entrata in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, rischia di travolgere come uno tsunami il mondo delle Proloco e del volontariato. Con il passaggio ad un regime forfettario basato sul volume dei ricavi, il rischio è che sagre e feste paesane vengano equiparate ad attività commerciali come ristoranti o agriturismi. Trattare il volontariato come un'impresa, pur mettendo dei limiti temporali. Di fatto se uno fa manifestazioni con incassi superiori agli 85.000 euro è considerata un'impresa da tutti gli effetti. Appuntamenti tradizionali che attirano centinaia di persone ogni anno rischiano dunque di scomparire o di essere ridimensionati. Io sono 40 anni che faccio il volontario nelle Proloco. Non ho mai preso, nel svolgere manifestazioni abbiamo preso i soldi che abbiamo investito in beni sociali, ma io non ho mai preso 5 lire. Trattare il volontariato come un'impresa è un'assurdità, c'è il malessere di una comunità. La riforma fiscale del terzo settore scalda anche il dibattito politico. Le Proloco sono l'anima dei nostri comuni e il motore pulsante delle nostre tradizioni, ma oggi rischiano la paralisi. La Regione Veneto deve scendere in campo con forza perché non si può scaricare tutto il peso della gestione di questa crisi sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni locali. Così, in una nota, il capogruppo del PD in Consiglio regionale Giovanni Manildo e il consigliere Paolo Galeano. È direttamente il presidente Alberto Stefani a raccogliere l'appello delle Proloco. È un tema di carattere nazionale su cui noi come Regione
ovviamente possiamo intervenire fino a un certo punto, però credo sia giusto ovviamente accogliere questo appello, lavorare insieme, lavorare in sinergia, far sentire forte la voce delle Proloco. Noi come Regione del Veneto sicuramente tutto quello che potremo fare per aiutare le Proloco in questa sfida nazionale lo faremo con coraggio e determinazione. Alberto Stefani, che lo avete visto oggi, era ospite dei nostri studi, degli studi di Media Nord-Est. Nel corso di Focus TG un importante annuncio, quello della costituzione di una squadra con Regione, Ordine dei Medici e sindacati per rendere operative a tutti i livelli le case di comunità. Attiveremo nei prossimi giorni una task force dedicata alle case di comunità e agli ospedali di comunità con gli ordini dei medici, le ovviamente organizzazioni sindacali anche di medici e medicina generale, creare un dialogo per affrontare una sfida comune. Quando tutti sentiranno la sanità una sfida comune e non rivendicazioni di parte politica e non solo, riusciremo ad affrontare questa sfida. L'obiettivo è a strettissimo giro. La prossima settimana è il primo incontro in Regione, una squadra che coinvolga tutti gli attori sul fronte sanità. Ovviamente ci sono già delle interlocuzioni in corso con gli attori di questo tavolo e andremo poi periodicamente a monitorare lo stato dell'arte, ad aggiornare anche i cittadini del Veneto su quello che faremo e soprattutto a rendere operative le case di comunità, perché i cittadini dovranno conoscere questo strumento innovativo. Da 2 giorni sto girando le 99 case di comunità, che sono queste nuove strutture che stiamo realizzando, che andremo a realizzare nel corso dei prossimi mesi per garantire l'accesso alle cure primarie. Lì ci saranno medici di medicina generale, ci saranno infermieri, ambulatori infermieristici, ambulatori medici, ci saranno degli uffici dedicati all'assistenza domiciliare integrata, dei soggetti che ricevono l'assistenza domiciliare a casa, ci saranno altre strutture che aiuteranno la medicina del territorio e saranno accoglienti per garantire ovviamente il primo accesso del cittadino. Il mantra è la sanità di prossimità e per questo, spiega Stefani, è necessario che ognuno abbia voce in capitolo, dall'ordine dei medici ai sindacati, perché il traguardo è ambizioso. Una continuità assistenziale H24, non solo il medico di base, così diciamo definito medico di medicina generale, ma soprattutto un'estensione oraria a tutte le ore del giorno. Con un'altra sfida all'orizzonte per rendere ancora più performanti le case di comunità. Integrarle con la telemedicina. Il futuro è sempre di più l'applicazione della tecnologia al servizio della sanità. Ci sono degli strumenti di monitoraggio importanti anche da remoto che stanno portando dei risultati molto interessanti in Veneto e noi la sfida della tecnologia dobbiamo vincerla per primi. Pronti a parlarvi anche di natalità e demografia del San Valentino nella Marca trevigiana. Vi dico già che si registrerà il sold out, ma dopo passeremo in rassegna anche le diverse iniziative e ritorneremo ovviamente sulle Olimpiadi. A fra poco c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare di natalità e demografia con il convegno che si è svolto in mattinata al Centro della Famiglia di Treviso, presenta anche l'assessore regionale Paola Roma, dove è stato inquadrato il fenomeno della fertilità e dell'infertilità dal punto di vista medico, sociale e culturale. Una coppia su 5 non riesce ad avere figli. L'infertilità maschile cresce a causa di molteplici fattori, tra cui lo stress, l'inquinamento e gli stili di vita sbagliati. Le giovani coppie non procreano anche perché mancano le sicurezze come abitazioni a prezzo adeguato a stipendi che non crescono mai. Io credo che potremmo lavorare insieme anche attraverso un lavoro sistematico, anche con i territori, attraverso gli ATS, per quello che significa i percorsi di genitorialità, l'apertura ai centri della famiglia e naturalmente in un lavoro integrato con i consultori. Dall'altra parte sicuramente il tema abitativo, sul quale la Regione Veneto si sta impegnando attraverso anche le opportunità legate ai fondi strutturali, ma dovremmo andare un po' oltre, perché è chiaro che anche rispetto alla situazione degli stipendi dei giovani c'è della difficoltà anche nell'accedere ai mutui, quindi insomma una politica sociale e abitativa che vanno integrate e sulla quale stiamo cercando di lavorare, non solo su opportunità che possono arrivare da fondi strutturali, ma anche pensando all'adesione di ulteriori progettualità con i territori. Il convegno promosso dal Centro della
della famiglia, natalità e fertilità, prevenire e promuovere per favorire l'equilibrio demografico e il benessere, ha voluto toccare tutti gli aspetti di un degiovanimento della popolazione che si fa di anno in anno più preoccupante. Nel 2024 la popolazione provinciale è scesa a 877.000 abitanti, con una diminuzione di 1.800 residenti rispetto all'anno precedente. L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra il numero degli over 65 ed il numero dei giovani fino a 14 anni, dice che nel 2025 ogni 100 giovani ci sono quasi 200 anziani. Ma cresce anche l'infertilità e proprio il Centro della Famiglia ha sviluppato un percorso per accompagnare questi giovani alla nuova genitorialità. Le coppie che accedono al percorso famiglia fertile fanno prima tutta una serie di visite con il ginecologo, l'andrologo e altri professionisti per affrontare tutte le situazioni a livello medico per poter ripristinare una fertilità naturale, e poi accompagnati da una figura professionale, il case care manager della fertilità, apprendono la finestra fertile, i ritmi della fertilità, sostenuti anche dal contributo e dal supporto di uno psicoterapeuta. Ma non esiste solo la biologia e un altro dei percorsi offerti è proprio l'apertura verso altre possibilità. Fiore all'occhiello di questo percorso qui è spiegare alle coppie che in realtà adozione, affido possono essere degli elementi, ma ci può essere anche il volontariato, la socialità, la collaborazione pastorale, ci possono essere tante realtà in cui la coppia realmente fiorisce ed è alla fine generativa. A proposito di coppie, domani è San Valentino, festa che chiaramente coinvolge anche il settore della ristorazione, del commercio, molti i locali che stanno registrando il sold out, come ci spiega sempre Elena Dal Forno. È un'iniziativa che abbiamo riscontrato riguarda tutto il periodo, quasi una settimana di innamoramento legato al prodotto, è dedicata all'accoglienza dei clienti, dedicata anche alla progettualità. Quindi riscontriamo sia un prodotto che viene molto meglio comunicato e molto anche differenziato sui vari livelli di target. C'è bisogno di amore, di passeggiate mano nella mano, di sguardi teneri tra i vicoli della città o sulle colline della provincia, di cene a lume di candela. Lo sanno i ristoratori che hanno cominciato a lanciare le iniziative per San Valentino già una settimana fa, riuscendo a registrare un tutto esaurito frutto di un lavoro collettivo di comunicazione e intraprendenza. E la bellezza dei paesaggi o degli scorci romantici della città aiutano a far girare l'economia. Sicuramente sull'acqua le iniziative anche che hanno sempre contraddistinto questa decoratività e questi scorci romantici, i nostri porticati, i nostri canaletti, i nostri mobili sono preziosi, e queste decorazioni continue un po' su tutta la città sicuramente accolgono. Anche quest'ultima iniziativa, devo dire, è legata all'attraversamento con la barca a partire da Ponte Dante, devo dire che è stata un'idea geniale che stimola anche la collaborazione di tutti noi all'insegna di cercare qualcosa, un contenuto che incontra il cliente. Menù a tema accompagnati da esperienze turistiche con un'offerta variegata per tutti i gusti, i generi, le età e anche le tasche. Una proposta molto apprezzata per tornare a vivere in modo più spensierato e sereno, esprimendo con il linguaggio dell'amore il bisogno di nuova pace e di armonia. Forse ci fa anche capire che oggi è veramente importante comunicare in forma anche organica, quindi collaborare sicuramente all'insegna di indirizzare meglio e posizionare meglio tutti i nostri servizi. Ma vediamo che tempo attende gli innamorati e non solo in questo fine settimana con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Un'area depressionaria si va sistemando col suo centro sul Tirreno, come evidente dalla carta del tempo, e spostandosi verso est farà scorrere su di noi il sistema perturbato. Lo vedete dalla carta del tempo,
sistema perturbato che apporterà domani su tutte le nostre zone precipitazioni diffuse e persistenti anche se non intense. Scorrerà, poi già da domenica avremo un miglioramento. Più in dettaglio su tutto il Trevigiano, per domani precipitazioni che anche se con qualche intervallo interesseranno quasi tutto il giorno, con precipitazioni anche nevose abbondanti ancora una volta al di sopra dei 1000 metri. Poi per domenica inizialmente primissime ore ancora qualche fenomeno residuo e poi delle ampie schiarite che poi dovrebbero durare anche il resto della settimana, anche se con qualche piccolo intervallo. I venti sono deboli ma con qualche rinforzo per domani dai quadranti occidentali. Le temperature, le minime e aria umida che affluisce, quindi si mantengono alte, 6, 7, 8 gradi, le massime 12, 13 gradi. Da lunedì però le minime tenderanno a abbassarsi e non è escluso nel corso della settimana ancora qualche piccolo sotto zero durante le prime ore del mattino, ma sarà un fatto episodico. Per quanto riguarda poi l'Alto Adriatico, questo è mosso o localmente molto mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese, un giallo risolto che sta facendo il giro del mondo, non potrebbe essere altrimenti. Ritrovata nelle sale di una delegazione la copia della fiamma olimpica sottratta nel villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Le immediate indagini della Polizia di Stato hanno consentito in tempi rapidissimi, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, di recuperare la torcia. Gli accertamenti hanno permesso di circoscrivere il fatto, riconducendolo a un atto commesso con intenzioni goliardiche da un gruppo di atleti che hanno ammesso le proprie responsabilità scusandosi. La fiamma è stata quindi riconsegnata ai responsabili di Fondazione Milano Cortina. Sempre a Cortina ancora polemiche sull'Apollonio Socrepes con Alleanza Verdi-Sinistra che va all'attacco. Apollonio Socrepes, spina nel fianco per queste Olimpiadi, quasi più che la pista da bob. Innanzitutto la funivia Socrepes-Apollonio l'ho sempre definita come un'opera molto costosa, molto impattante, se non quasi spericolata. A fronte del fatto che non è stata conclusa l'opera, che doveva essere strategica, con un commissario straordinario che fa capo ovviamente a Simico, che l'avrebbe dovuta seguire l'architetto Saldini e realizzare, allora, visto anche che è aumentato il costo da 22 milioni a 33 milioni, e dimmi se è poco, chiederò chiarimenti rispetto alla realizzazione di questa funivia e se erano stati prodotti tutti quei documenti numerosi che la Sfissa stessa aveva richiesto per poter rilasciare il nulla osta finale. Luana Zanella definisce una grande beffa la promessa di vederla aperta a fine mese per consentire il trasporto degli spettatori delle Paralimpiadi dal 6 marzo. L'autorità di vigilanza sulle infrastrutture dei trasporti ANSFISA non avrebbe ancora ricevuto la documentazione propedeutica al collaudo. Il mio scopo e la relazione geologica, il nostro scopo di ottenere trasparenza e soprattutto la garanzia della sicurezza per un'opera molto discutibile, tanto è vero che non è stata finita in tempo e era prevedibile e soprattutto le aziende più esperte della costruzione di funivie non hanno aderito al bando e all'asta che è stata effettuata a suo tempo dalla Simico. In proposito, Simico precisa che l'iter autorizzativo sta procedendo come da tempistiche previste. Conclusa l'ultima fase costruttiva meccanica funiviaria, si potrà procedere ai test di sicurezza. Parlare oggi in questa fase di ritardi legati alle verifiche di sicurezza e relative certificazioni viene quindi definito strumentale, visto che gli alti standard di sicurezza previsti richiedono controlli specifici da parte degli enti terzi preposti ai quali Simico si è affidata.
I temi della sanità: migliorano le cure per i pazienti che hanno un ictus e migliorano le condizioni di vita delle persone che ora, se curate per tempo, possono superare la patologia senza conseguenze particolari. A Belluno un premio per il percorso fatto in questo senso. Medaglia d'oro ESO Angels Awards per il reparto di neurologia dell'ospedale San Martino di Belluno. Un premio che è un riconoscimento internazionale della qualità del lavoro svolto nel migliorare la gestione del paziente con ictus. È un significato importante che riconosce un percorso fatto nell'ambito neurologico qui a Belluno, un percorso fatto di una squadra di professionisti eccellenti che hanno via via implementato la loro attività nell'ambito appunto neurologico, in particolare nell'ambito del percorso ictus, prevedendo appunto una cosa che si fa ormai normalmente, la trombolisi, ma aggiungendo la trombectomia. L'ictus è la prima causa di disabilità nel soggetto adulto, la seconda causa di demenza, la terza causa di morte nei paesi industrializzati dopo neoplasie e cardiopatie. Ora nuovi farmaci e nuove tecniche operatorie permettono di salvare molte vite, ma occorre anche saper riconoscere i sintomi e intervenire il più rapidamente possibile. Se compare una debolezza improvvisa a un braccio, a una gamba o tutti e due, se la bocca cade e uno non riesce più a tirarla per fare un sorriso, se improvvisamente non riesce più a parlare perché le parole vengono fuori senza senso, oppure parla come se avesse un sasso in bocca, questi sono tutti sintomi da considerare come possibili sintomi di un ictus e i soccorsi vanno allertati immediatamente. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dal bellunese né dalla Marca Trevigiana, quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento di serata.